Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta, ci mercato Batman napoletano, come state oggi? Spero tutto bene. Allora, oggi in questo video andremo a parlare di calciomercato, di varie news che stanno trapelando in questi giorni sul calciomercato e io ve le andrò a riportare. Allora, io direi di partire subito. Partiamo con Atta, che non è nelle priorità dell'Inter. Questo non vuol dire che l'Inter non punti su di lui, ma non più di tanto. Le priorità dell'Inter sono Jones e Soletta, tra l'altro sempre dell'Udinese. Però se una di queste due trattative non si va a concludere, l'Inter può decidere di puntare su Atta. Poi Giovanni Simeone, è tra l'altro ex Napoli, ha ribadito al suo club attuale, cioè il Torino, che se ne vuole andare. Su di lui ci sta il River Plate, che è una squadra argentina, e il giocatore ha ribadito la sua volontà di andare in Argentina, però ovviamente ci saranno nuovi incontri tra Torino e River Plate, Torino e giocatore e River Plate e giocatore, per capire un poco cosa vuole veramente il giocatore, se andarsene a quali condizioni, cioè se rimanere a quali condizioni, se andarsene oppure se andarsene. Real Madrid che in questi giorni, dopo l'elezione la rielezione di Florentino Perez come presidente del Real Madrid, ha fatto delle promesse, cioè quella di portare l'attaccante da minimo 150 milioni al club madrileno. E questi giorni, dopo appunto l'elezione di Perez, il Real ha offerto circa 150 milioni di euro per Alvarez, giocatore attaccante attuale dell'Atletico Madrid, squadra rivale, tra l'altro gioca nella stessa città del Real Madrid, e anche squadra rivale del Real. Ha offerto 150 milioni per Alvarez, però l'Atletico ha rifiutato questa offerta perché vuole 500 milioni, prezzo che è stato inserito nella propria nella clausola rescissoria del giocatore. 150, cioè 500 milioni di euro per un giocatore. Per me essere solo Maradona o Messi oppure Cristiano Ronaldo avere una clausola talmente tanta. Ma vabbè. Poi abbiamo, restando nell'ambiente Real Madrid, vi aggiungo che Arbeola, attuale, ormai ex allenatore del Real Madrid, rescinde il suo contratto con il club. Ha rescisso in modo consensuale il proprio contratto. Poi Palladino, rimanendo in tema esoneri, Palladino è stato esonerato dall'Atalanta, che secondo me ha fatto pure una brutta scelta l'Atalanta ad esonerarlo. Poi Raul Jimenez è vicino a ritornare al Wolverhampton. Il club inglese sta facendo di tutto per portarlo di nuovo in quel d'Inghilterra. Poi Pierre Sage to Crystal Palace, here we go. Il tecnico firmerà in questi giorni
un contratto fino al 2029. Poi abbiamo un sondaggio del Venezia per Gift Orban, attuale giocatore, se non sbaglio fa centrocampista offensivo, non mi vorrei sbagliare, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, del Verona, tra l'altro è schifo proprio a Gift Orban, mi sta proprio antipatico, ma vabbè. Poi, come penultima notizia abbiamo quella di Vergara, che Vergara, dopo un'offerta di circa 30 milioni più 5 di bonus da Como, ha aperto al club lombardo. Tra l'altro, tra oggi e domani uscirà un video su questa news. State attenti al canale, rimanete attivi. Vabbè, ha aperto al club lombardo nonostante abbia delle mete più ambiziose su di lui, come quella di Atalanta. Se non se sceglie di aprire anche all'Atalanta, e anche una pista inglese, cioè quella del Tottenham. Poi, come ultima notizia, ci stanno dei nuovi contatti tra Juventus e Emiliano Martinez, il portiere dell'Aston Villa. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao e giù.